E non è questa la cosa particolare, questo è il naturale decorso degli eventi. Ci provi con una ragazza, quella non ci sta, la vita va avanti. No, la cosa che mi ha colpito è l'eleganza con cui questo 2 di picche mi è stato recapitato. Stavo parlando con questa ragazza che avevo appena conosciuto, ci stavamo bevendo una cosa, stavamo scherzando, stavamo ridendo, a un certo punto lei se n'è dovuta andare, io le ho detto: senti, io questa sera sono stato molto bene, se ti va lasciami un tuo contatto così magari un giorno di questi usciamo. E lei mi ha detto sì, molto volentieri, allora scrivi 0672845297, allora ci sentiamo, eh? E io sono rimasto tutto soddisfatto col cellulare in mano per 30 secondi prima di capire quello che era successo. Quel genio mi ha dato il suo numero fisso. Vedi, voi non capite l'eleganza, il genio, perché è evidente che a quel numero non la chiamerò mai. Siamo nel 2015, nemmeno in galera si usa il telefono fisso. Si twitta in galera oggi, twittano molte galeotti, ma il telefono fisso nemmeno loro. Quello era un modo elegantissimo per dirmi: no, io non ti voglio vedere mai più, ma non mi va di farti sentire una merda adesso. E a me sta benissimo così. E mi sembra evidente che quella ragazza non mi volesse vedere più, perché se mi vuoi rivedere, tu mi devi dare il tuo numero di cellulare o il tuo contatto WhatsApp, ma mi devi dare il tuo contatto Facebook, ma altrimenti io non so chi sei. Poi dobbiamo fare quella cosa che impariamo a conoscerci uscendo insieme, che sulla carta è molto romantica, ma non apparteniamo a quella generazione, cioè la tecnologia. Non vedo perché dovrei imparare a farlo. Facebook adesso serve perché ti dà quelle informazioni di base che ti fanno capire se una persona ti può piacere veramente o no. Che ne so, metti che questa era dell'ISIS, lo vuoi sapere prima, potrebbe essere un problema. Oppure metti che questa è vegana, è un problema sicuramente. Invece, se siete amici su Facebook, vai sul suo profilo, scopri che è vegana e non ci metti nemmeno tanto, perché se c'è una cosa in cui i vegani eccellono è farci sapere quanto cazzo sono vegani. Grazie. Scopri che è vegana e le puoi scrivere un messaggio tipo: guarda, ho visto che sei vegana, è una scelta che rispetto, ti avevo detto che hai dei bellissimi occhi, ma ancor più dei tuoi occhi mi piacciono le braciole, non penso che dovremmo rivederci, con affetto Daniele. E ognuno va avanti per la sua vita. Invece adesso gli appuntamenti con Facebook, come funzionano con Facebook? Tu vai a prendere la ragazza sotto casa con la macchina, lei scende, sale in macchina e allo stereo sente una canzone dei Baustelle e dice: ah, ma mi piacciono tantissime Baustelle. Io dico: ah, ma anche a me piacciono tantissime Baustelle. Che incredibile coincidenza. Non è un'incredibile coincidenza, perché ho passato tutto il pomeriggio sul suo profilo Facebook a studiare una strategia, e anche questo è facile, perché vedi, ok, allora nell'ultimo anno ha postato 74 canzoni dei Baustelle, ok, allora vediamo, se quando sale in macchina faccio partire Un romantico a Milano, e se mentre guido verso Trastevere faccio partire La guerra è finita, a mezzanotte forse sulle note di Charlie fa surf mi poggerà una mano sui pantaloni mentre siamo parcheggiati al Gianicolo. E però anche così, anche con Facebook, non è detto che poi l'appuntamento vada bene, perché quella può essere benissimo una di quelle serate che finisce con tu che le raccompagni sotto casa e lei ti saluta con un bacio frettoloso, quelli a metà strada tra, non so come si chiama quest'area qua, tra la guancia e le labbra, qua, dal volo, e tu adesso un attimo, che cos'è? Perché sei un po' confuso, però c'è anche spazio alla speranza, perché un po' di labbra le ha prese, però è una speranza per il futuro, non quella sera. Quella sera non ti invita a salire. Quella sera devi riportare la macchina a casa di tuo fratello che te l'ha prestata e il giorno dopo ci va al lavoro e ti ritrovi alle 3 di notte da solo dall'altra parte della città senza soldi per il taxi perché hai speso tutto quanto per rimediare quella mano poggiata sui pantaloni e comunque ne è valsa la pena. E capisci che dovrai attraversare tutta la città a piedi e in quel momento l'unica cosa che speri è di avere addosso un paio di scarpe comode. E in quei casi però ti guardi ai piedi e hai sempre le Clarks. Le cazzo di Clarks. E mentre cammini verso casa cominci a parlare da solo mentre senti le vesciche che cominciano a uscire, parli da solo e ti dici: porca puttana Daniele, le Clarks, nel 2015 le Clarks, non potevi rimorchiare in discoteca e metterti un paio di Nike da Boro, no, tu vuoi uscire al Pigneto, tu ti vuoi trovare una ragazza alternativa. Porca miseria, almeno smettila di ripeterti che lo fai perché cerchi una ragazza che ti stimoli intellettualmente, se alla fine dentro di te speri sempre che sia una ragazza emancipata del terzo millennio che ti fa i pompini esclusivamente perché le piacciono le Clarks. Grazie. Daniele Tinti.
Ciao, buonasera a tutti. Lo so cosa state pensando, perché una ragazza che fa la comica dovrebbe vestirsi come una vedova Troia? Soprattutto te, che sai un sacco di cose, te lo sei chiesto? E questo è il motivo. Io sto per parlare di un argomento molto funebre, il mio ex ragazzo, che per questioni di privacy io dovrò chiamare Gervasio e non Filippo Turi, che è il suo vero nome. Ed è per questo che lo chiamo così, anche perché io non voglio che voi pensiate che io sia una persona di merda che prima sta con la gente e poi la prende per il culo. Ho conosciuto Gervasio all'università, al mio 3º anno di storia dell'arte, eravamo alla Cappella Sistina. Lui mi guardò e mi disse: sai Michela, tu sei come una Madonna di Botticelli. Levati dal cazzo, cesso. Si innamorò di me perdutamente. Io in quel periodo mi dovevo laureare e dovevo dare solo 10 esami in 3 mesi. Ed è per questo che i miei colleghi di università... No, niente, una cazzata. Ed è per questo che i miei colleghi di università mi diedero un nome per la mia dedizione allo studio, proprio un nome, un soprannome morale, intellettuale, Rambo. Gervasio mi seguiva ovunque, a lezione, in biblioteca, in Vietnam. Ed io amavo torturarlo con domande a tradimento sulla storia dell'arte. Del tipo: Gervasio, tu lo sai qual è il vero nome di Michelangelo Buonarroti? Non lo so! Mario! No, è Pupo. Levati dal cazzo, cesso. Povero Gervasio. Lo sanno tutti che il vero nome di Michelangelo Buonarroti è davvero Mario. Un giorno però mi guardò e mi disse: senti Michela, io ti voglio dire una cosa, io mi sono molto legato a te, mi sono veramente tanto innamorato di te perché tu sei la mia prima ragazza non a pagamento. In realtà io sono sempre stato con dei trans. Mi innamorai di lui perdutamente, ma lo seguivo ovunque, a lezione, in biblioteca, sulla Salaria. E un giorno lui però mi guardò e mi disse: senti Michela, ti devo dire una cosa, devi fare una cosa piccola per me. Vabbè, che problema c'è? Il test dell'HIV. Non è una cazzata, ma scusami, ma perché? No, ve lo giuro, questa cosa è vera, perché c'è uno del mio villaggio che ce l'ha. Ma scusa, dove cazzo abiti? Nel Burkina Faso? No, a Caprarola. Scusate, questa era un'entrata, la rifaccio? No, a Busto Arsizio. E quindi dico: vabbè, senti, ma dimmi la verità, ma c'hai scopato con questo? Cioè io devo sapere? No, te lo giuro, l'ho solo salutato. Sì, lo diceva anche Freddie Mercury. Allora che fai? Non te la va a fare questo test dell'HIV per stare tranquilla? Sono andata in un ospedale di Roma, frequentato solamente da extracomunitari, trans e talvolta Piero Marrazzo, e sono entrata e ho detto: senta, scusi, io devo fare questo test. Devo fare... Senta signorina, non si deve preoccupare, veramente qua le garantiamo una massima discrezione. Va bene, devo fare il test per l'HIV. Ah Gianni, pialago che c'è sta un'altra mignotta. Ma come si permette? Io sono di Roma Nord. A Gianni Pielagrosso che questo è un mignottone! Esco e vedo una trans che mi guarda, questa trans, e mi fa: sei collega? Ma chi te conosce? È Gervasio. Telefono al mio Gervasio e gli dico: senti amore, ho fatto questa cosa per te, il test dell'HIV, e ti volevo dire una cosa, io ti amo. E lui: Michela, io no, ve lo giuro, non possiamo stare più insieme, ve lo giuro, questa cosa è vera, perché mi sono accorto che hai un po' di pancia. Pausa. Non è che puoi togliertela? Ho detto: no, Gervasio, cioè, no, poi non mi puoi lasciare, cioè, ti prego. Non mi puoi fare questo, io non sono un Lego, non sono Donatella Versace, non mi puoi fare questa cosa. Mi si vede tutto, vero? Oddio! Oddio Gervasio, no! Non ci sono stata molto male in realtà, però devo dire. E io e Gervasio adesso non siamo più insieme, e io l'ho presa molto bene, ho fatto una cosa che non dovevo fare, ho craccato il suo profilo Facebook, vabbè, però non mi guarda così, non ci sto sempre, te lo giuro, solo dalle 10 alle 19, però con pausa pranzo dall'1 alle 2. E adesso ho visto che sta con un'altra persona un po' diversa da me. Lei è un artista, dipinge, scolpisce, si chiama Mario. Grazie. Michela Girò. E allora la mia ragazza mi ha lasciato. Dice che mi faccio le canne e mi scordo le cose.
Gli ho detto non è vero, mettimi alla prova. Va bene, quando è il mio onomastico? Come ti chiami? Ma è pazza, si arrabbia sempre con me. Dice che non faccio i lavori a casa, non carico la lavastoviglie. Ieri mi fa, carica la lavastoviglie. Dai, lavastoviglie, siamo tutti con te. È pazza. Poi si arrabbia con me e dice che lascio troppo tempo alla roba da mangiare in frigo. Gli ho detto non è vero. Ah no? Da quanto tempo sto risotto coi funghi in frigo? Coi funghi? È pazza. Non ci capiamo proprio. Una volta mi ha detto portami a Venezia in gondola da Roma, un bucio de culo. È pazza. Fissata col fisico statuario, ma costretta a frequentare la palestra per un anno intero. Ci sono andato tutti i giorni. L'altro giorno mi guarda e mi fa è un anno che vai in palestra, non sei cambiato per niente. Ma che esercizi fai? Perché devo fare esercizi? È pazza. Dice oggi è il mio compleanno, portami in un posto costoso, dove mi porti? Dal benzinaio. Mi ha portato in un posto romantico, mi fa ho paura che mi lasci, ho paura di rimanere sola, ho paura di innamorarmi di te. Tu di che cosa c'hai paura? Dei ragni, boh. È pazza. Fissata, c'ha paura di rimanere incinta. Ogni volta che stiamo insieme mi fa stai attento, stai attento, stai attento, stai attento, stai attento. Sto ancora al citofono, attento a te che... È pazza. Lo devo capire subito che era matta. La prima volta che abbiamo fatto l'amore si è spogliata, mi ha spogliato, mi fa usi qualcosa? Il pisello, che te usa? Dice no, una protezione. San Bartolomeo, che ne so io. È pazza. Fissata col sesso violento. La prima volta che abbiamo fatto sesso violento eravamo molto eccitati. Lei si avventò su di me, io mi avventai su di lei. Una capocciata. Fissata con questo sesso violento. Quando facciamo l'amore mi fa spaventami. Terrorizzami. Mettimi paura. Buh, e se incazza. Mo stai arrabbiato con me e dice che ho messo le corna con la sorella. Perché mi ha messo le corna con mia sorella? Perché mi sono confuso. Ma come hai fatto? Quelle alte sono bassa, quelle more sono bionda. Ma il cognome è uguale. E poi mi ha messo le corna pure lei. Mi ha messo le corna con l'idraulico, col vicino di casa, col mio migliore amico. Dice l'amore è cieco. Ma i cazzi li vedi tutti però. Ultimamente ha avuto un rapporto omosessuale, è andato a letto con una donna, mi ha detto fallo pure tu, vai a letto con un uomo, è facile, basta chiudere gli occhi. E chi mo controlla il culo? E quindi ci siamo lasciati, io ora sono rimasto così da solo senza fare sesso. Certo potrei fare a pagamento, ma quanto mi possono dare? Io mi chiamo Martina e sono una di quelle donne che non riescono a stare senza un uomo. Una donna normale, praticamente. È che a me l'uomo serve anche semplicemente per reggermi la borsetta fuori dal camerino di Zara. Per l'uomo è diversa, perché l'uomo non ha la borsetta, quindi la donna gli serve di meno. L'uomo al massimo ha il borsello a tracolla, ma in quel caso, più che della donna, ha bisogno della dignità per indossarlo. Ci sono una serie di borselli in terza fila, quindi non vedo perché dovreste ridere. Io sono abbastanza faticosa come ragazza, ho sempre bisogno di attenzioni. Quando ho carenza di attenzioni mi palpeggio il culo da sola sulla metropolitana. E poi stavo pensando, questa cosa delle attenzioni è tutta femminile, perché non ho mai sentito dire a un uomo ho bisogno di attenzioni, almeno non finché riesce a controllare lo sfintere. Che poi pure io, no? Quando dico
ho bisogno di attenzioni. No, io vorrei dire ho bisogno di essere pisellata forte, ma se lo dicessi finirebbe tutta la magia. Sì. Per San Valentino, invece che fasci di rose rosse, mi regalerebbero fasci di peni eretti. Addio romanticismo. Nessuno vuole stare da solo, nessuno, e non credete a chi vi dice il contrario, però può succedere, a me è successo, sono rimasta calma, ho realizzato che ultimamente mi guarda come si guardano le venature delle piastrelle mentre si sta facendo la cacca e mi tocca con la stessa temperatura emotiva con cui si tastano le pesche noci al supermercato per sentire se sono mature. Allora cosa ho fatto? Io ci ho provato a salvare la passione, ho imbastito uno spogliarello sul tavolo. Non ha neanche alzato lo sguardo. Cioè, io ero lì che mi dimenavo in perizoma di pelle di salame e lui era tutto preso dal suo nuovo passatempo costruisci il tuo villaggio medievale in miniatura. Cioè, io ballavo e lui con le pinzette da sopracciglia che impilava i mattoncini della fortezza del 420 avanti Cristo. Ok, forse è stata una mossa un po' imbarazzante, è imbarazzante quella che balla in perizoma di pelle di salame, ma come un sacco di dinamiche del rapporto uomo-donna lo sono, cioè stavo pensando, è imbarazzante quello che dopo 2 volte che lo incontri in ascensore arriva con l'anello di fidanzamento da calzarti al dito, ancora peggio quello che arriva con l'anello che vibra della Durex da calzare al cazzo, e magari di 4 tagli in più, e quello non è che lo puoi riportare alla Durex, scusi me lo cambia, no, quello te lo devi tenere così com'è. Ma nonostante tutto noi vogliamo accoppiarci, noi non vogliamo stare da soli, anche perché questa società non è fatta per i single, fateci caso. Hanno fatto anche quelle scritte sdolcinate sulle lattine, condividila con Coca-Cola, condividila con il tuo ragazzo, la tua metà, il tuo amore, ma condividila il cazzo, la Coca-Cola è la mia, se la vuoi te la compri. Per non parlare dei baci perugina. I baci perugina sono la cosa più discriminante della storia dei rapporti interpersonali. Io voglio i baci perugina per i single e per quelli scaricati. I baci con dentro frasi tipo quella troia non ti merita, aveva una pessima igiene intima, se hai l'herpes vaginale è colpa sua, amori nuzbe, quell'anagramma di merda, cose così. Comunque io adesso ho un fidanzato, sono fortunata, perché è bello avere qualcuno per cui depilarsi la figa, è molto bello. Sì, bellissimo. E non ci lasceremo mai, ma per una questione proprio pratica, non sentimentale, io ho il suo nome tatuato sul culo, dentro a un cuore trafitto, sorretto da 2 putti, carino, no? C'è un putto sulla chiappa destra e un putto sulla chiappa sinistra. Ho tipo un affresco del Pinturicchio sul culo. Cioè, se mi lasciassi, l'unico modo sarebbe quello di trovare un altro partner con lo stesso nome. Ora, c'è qualche Pierdandolo Cateno in sala? Disposto a fidanzarmi? Aspetto qua. Martina Catuzzi. Ho una cosa bellissima da condividere con voi oggi perché mi è successo una cosa stupenda. Ero in metro, io sono uno di quelli che in metro appena ha un contatto minimo con una ragazza si innamora e inizia a fantasticare su tutto, e questa ragazza mi ha toccato, mi ha sfiorato, io stavo lì ragazzi, è vero o no? Buttatevi, abbiate coraggio, io l'ho fatto e usciremo insieme lei mi ha detto che comunque non può togliermi la multa, però per quello non funziona, però ne avevo bisogno perché sono single da poco, ho lasciato di nuovo la mia ragazza, penso possiate ritrovarvi in questa cosa. Lei voleva cambiarmi, no? Sapete, le ragazze appena ti metti io ti cambierò, e lei ce l'ha fatta, lei alla fine mi ha cambiato con Riccardo e a quel punto l'ho lasciata perché non avevo bisogno di stare con entrambi in un appartamento così, perché io sono ok, non poteva funzionare perché lei era ebrea, ok? E io sono calabrese e lo so, lei non può mangiare maiale, io devo, e questa cosa fin dall'inizio mi capite?
Ma è stato molto romantico, specie la nostra prima volta, quello è stato romantico perché eravamo, ok, dopo l'appuntamento l'ho riaccompagnata in macchina sotto casa sua e abbiamo iniziato a baciarci sotto casa sua, è tutto fantastico, bellissimo, e io le chiedo a un certo punto, perché non saliamo sopra da te? E lei mi fa, no Francesco, voglio che restiamo qui, che ci baciamo in macchina. E io insisto e saliamo sopra da te, stiamo più comodi, no, voglio solo che ci baciamo. Dai, non facciamo niente, stiamo sul divano, andiamo sopra, andiamo. No Francesco, che fretta hai? Che fretta ho? Siamo in un enjoy, questa macchina è a noleggio, io sto pagando, sono 25 centesimi al minuto. Sai come funziona il car sharing? Allora, io non lo so se è stata la mia parsimonia che l'abbia colpita nel suo yiddish più profondo, però ha funzionato, siamo saliti sopra da lei, abbiamo fatto l'amore, pensando a tutti i soldi che abbiamo risparmiato. E 1,25 euro, li ha contati. Ma non voglio dare l'impressione di non essere brava. Io so so cosa fare a letto. Lei ha avuto 4 orgasmi. Lei me l'ha detto e non sapeva come ringraziarmi per non essermi intromesso. È stato fantastico. Ora, ok. Le dimensioni sono importanti a letto, ragazze, sono importanti. Io ho una piazza e mezzo. Ok, questa era un po' forzata. No, però ci sto provando e questo è quello che sto provando a uscire con. Sapete qual è il problema? Che io non capisco i segnali. Io non capisco. Un mio amico mi dice i segnali con le ragazze è quando si toccano i capelli. Quando tu le stai parlando e lei si sta toccando i capelli, vuol dire che le piaci. Però io non penso che funzioni. A meno che lei quando si tocca i capelli non mi faccia così. Io non credo di capire proprio un bel niente. Ho fatto Tinder, ovviamente, ecco un'altra sequenza di incredibili successi. È brutto perché poi vedo le ragazze in giro e già so, tu mi hai già detto di no. Tipo, e neanche ci provo. Okay. A volte quando riesco a uscire con una ragazza su Tinder sono io che mando le cose a quel paese perché sono uno stupido e sono uscito con questa ragazza americana e i miei amici mi consigliano di bere alcol, così mi sciolgo con la lingua, con l'inglese. E io ho esagerato. Io ho bevuto talmente tanto, no, vi giuro ragazzi, a un certo punto ho cominciato a correggerla. Blateravo cose tipo dovresti usare il present continuous qui. E io veramente non sapevo chi fosse il più ubriaco perché lei mi dava ragione. You know, you are right. I'm not fucking you. Oh, morfologicamente perfetto, stiamo migliorando. Così mi piace. Ok, però andare a letto con un'americana è bellissimo perché senti finalmente tutte le frasi inglesi che hai sentito nei porno No, non lo so, immagino perché giusto.